questa novità delle targhe alterne? Non lo so, non posso rispondere perché devo ancora leggere libera. Quindi lei oggi circola e non sa se potrebbe circolare o no. Oggi si può circolare tranquillamente. È stata definita una vera e propria rivoluzione quella che prevede lo stop a giorni alterni per i taxi in acqua, in laguna, qui a Venezia. Traffico acqueo, limiti, targhe alterne per i taxi contro inquinamento e moto ondoso. Le nuove regole in vigore da lunedì prossimo per una durata prevista di 60 giorni. L'ordinanza comunale prevede la circolazione in Canal Grande, in Canale di Canareggio, Rio Ca' Foscari, Rio Novo e Rio di Noale, dove in questi ultimi due in particolare la centralina ARPAV avrebbe documentato come l'inquinamento sia maggiore specie durante i giorni feriali, entro una certa fascia oraria, soprattutto da una certa ora del mattino. Noi personalmente abbiamo motori di ultima generazione che sono quelli che ci permettono di inquinare meno. Se andiamo a analizzare i dati ARPA si vede che dalla fascia oraria dalle 7 alle 10 i picchi aumentano in maniera spropositata e corrisponde con la raccolta rifiuti, col trasporto merci e con altre cose. Una cosa giusta sarebbe guardare bene chi fa cosa. E con la puntualizzazione di uno dei rappresentanti della categoria dei tassisti acque veneziani sulla reale responsabilità o buona parte di essa dell'inquinamento ambientale nei citati rii, il successivo affondo, quello sulla prevista deroga di circolazione applicabile solo a mezzi con motore elettrico o ibrido, motoscafi attualmente inesistenti in laguna. Anche questo è un altro paradosso. Diciamo che anche se ci fosse un motore ibrido adatto alle nostre imbarcazioni, in questo preciso momento non potremo metterlo a bordo perché il regolamento della Capitaneria di Porto, della quale noi siamo soggetti, al momento attuale non ce lo permette. Sappiamo che c'è un riordino anche di questa materia, speriamo che venga, noi siamo i primi a organizzarci se potremo mettere per inquinare meno. Non sarebbe meglio un regolamento unico per tutti i mezzi che circolano in laguna? Sicuramente bisognerebbe fare uno studio approfondito e vedere come in terraferma si bloccano prima gli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e arrivare all'Euro 6, anche in laguna sarebbe da fare la stessa cosa.